Per un errore di 5 voti riscontrati nel ricontrollo dei verbali elettorali effettuato dal comune di Agrigento, Gianni Tuttolomondo supera Roberta Zicari nella lista Diventerà Bellissima, che viene così a perdere il posto di consigliere verso lo stesso Tuttolomondo, che nel contempo è anche assessore designato nella giunta Miccichè. Le preferenze ottenute da Gianni Tuttolomondo sono così 257, mentre quella di Roberta Zicari si fermano a 252. Conferma arrivata stamani dall'ufficio elettorale a conclusione dell'operazione di voto. La questione diventa ora squisitamente politica. Gianni Tuttolomondo potrebbe rinunciare a fare il consigliere comunale, essendo lo stesso stato nominato assessore, e lasciare il posto a Roberta Zicari, fedelissima dell'onorevole Giusy Savarino, fa parte anche della sua segreteria particolare. La Savarino, ricordiamo, è presidente della Commissione Territorio Ambiente. Diventerà Bellissima, quindi, grazie all'apparentamento con Franco Miccichè, ha così ottenuto 2 seggi, prima eletta Claudia Longi, seguita da Roberta Zicari fino a ieri. Oggi invece Gianni Tuttolomondo, inizialmente terzo, che scavalca Roberta Zicari ottenendo 5 preferenze in più. Il dato a quanto pare è questo, adesso vedremo il da farsi, insomma, parlando col partito e vedremo nei prossimi giorni. Di quanti voti l'hai scavalcata? Qua il risultato finale parla di 5 voti, quindi ora adesso vedremo se sarà confermato, ma sembra ufficiale, l'ufficialità è arrivata. Quindi se tu rinuncerai alla delega, diciamo al consiglio, entra lei allora, essendo tu assessore, c'è questa possibilità? È una possibilità concreta, vedremo successivamente. Devi anche concordare con la tua parte politica, no? Ovviamente sarà un lavoro di squadra perché siamo una squadra, adesso prenderemo le decisioni nei prossimi giorni.